16 incontri a partire dal 26 gennaio e fino al 14 febbraio nei quartieri di Vicenza. Obiettivo: raccontare quanto fino ad oggi fatto dall'amministrazione Variati e ascoltare istanze, idee e iniziative di chi il quartiere lo vive tutti i giorni. È il nuovo modello di fare politica, quello della partecipazione, tanto più che l'amministrazione Variati si trova ad avere a disposizione un bel gruzzoletto, circa 10 milioni di euro, da spendere in opere che possono migliorare, se non cambiare, la città. Avendo venduto qualcosa che ci apparteneva, che apparteneva a tutti i cittadini, cioè la partecipazione alla società Brescia-Padova, abbiamo un incasso importante. Cosa ne faccio di questi quattrini? Lo decido da solo? No, lo decido attraverso tutte queste assemblee di partecipazione dove vado a sentire, a confrontarmi con la città. Opere che vanno dal parco giochi da rimettere a nuovo, a strade da sistemare, da scuole da mettere a norma e molto altro, ma nessuna opera faraonica per i posteri. È una messa a posto della città. Il sindaco non è un faraone che deve lasciare una sua piramide. Il sindaco è un cittadino che deve amministrare al meglio la città nel periodo della propria responsabilità, ed è quello che intendo fare.